Siamo solo dei ragazzi, bambini non già più, di lontani ma vicini, amici sempre più. con la musica nel cuore, quanto amore che ci dà. Siamo piccoli ma forti, coraggiosi per l'età. Solo insieme qui si vince, che l'amore vincerà. Grandi uomini domani, con la musica si sa. Siamo solo ragazzi, ma il domani sarà la scommessa più grande dentro l'umanità. Non ci ferma nessuno, noi avanti si va. Noi saremo il futuro, tutto quel che verrà. E faremo del mondo un teatro perché scopriremo che in fondo poi di meglio non c'è. L'amicizia è la vita, e la musica è la passione infinita per chi è come me. Se c'è un coro di persone, se mi aspetto arriverò. Canteremo la canzone che ci unisce, che ci dà quella vera sensazione che felici ci farà. Guarda come siamo bravi ad unire le città. Siamo solo ragazzi, ma il domani sarà la scommessa più grande dentro l'umanità. Non ci ferma nessuno, noi avanti si va. Noi saremo il futuro, tutto quel che verrà. E faremo del mondo un teatro perché scopriremo che in fondo poi di meglio non c'è. L'amicizia è la vita, e la musica è la passione infinita per chi è come Amici del canale RCM, buonasera a tutti e benvenuti a un'edizione straordinaria di questa sera, perché stasera ci sarebbe dovuto essere disco notte. Stasera avremmo dovuto fare la 63esima puntata, ma come sapete a Cagliari ha fatto un nubifragio, ma specialmente anche nella zona di Quartu, dove risiediamo noi come studio mobile RCM, ha fatto un nubifragio di quelli allucinanti e quindi ha bagnato il terreno, ha infiltrato il camper e quindi questo camper deve andare in riparazione. Oggi è arrivato un trattore, l'abbiamo tirato fuori e quindi è andato tutto straordinariamente bene e quindi partiremo con disco notte e con i gruppi. Purtroppo mi dovrò scusare con voi gruppi che state aspettando, ma partirò con i gruppi non appena mi riconsegnano questo bellissimo strumento che è il mio studio mobile. Ma stasera volle la sorte, abbiamo una edizione straordinaria con i ragazzi di The Voice Kids 2024, perché verranno qui a Selargius in Sardegna tutti quanti. Maria Sofia Corona, che lei qua è della Sardegna, va sempre fuori, questa volta verranno tutti i ragazzi qua in Sardegna. Grazie a un'associazione incredibile che è l'associazione Lorenzo Perosi, e questa associazione, signori, è un'associazione che opera da tantissimi anni nel sociale, ma la conoscete abbastanza, non ha bisogno di presentazioni, ma abbiamo niente proprio di meno che il presidente e il vicepresidente, che adesso li chiamiamo subito. Buonasera Roberta e Alessandro, ciao!
Buonasera a Ciao a voi, tutti, buonasera, ciao buonasera. a tutti. Ma che bello vedervi. Ciao, come stai Maurizio? Alla grande, io sono al settimo cielo perché questo è un bellissimo periodo, nonostante tutto quello che abbiamo passato, che voi sapete benissimo, è la ricostruzione, la rinascita, e quando si parla di rinascita è sempre un bel periodo, quindi sono in questa fase, quindi sono in un brodo di giuggiole, e poi sapere che ci siete voi che mi avete supportato tantissime volte, questa è ancora più bello. Ecco, allora... Non potremmo starti lontano, Grazie. Non potremmo. Grazie. Io vorrei subito, se me lo concedi Roberta, parlare dell'Associazione Perosi, perché è importante far conoscere a tutti quanti, ecco è arrivata anche Maria Sofia Corona, stai buonina lì Maria Sofia, che poi ti do anche la parola anche a te, prima Benedetta, poi piano piano faccio entrare tutti, però prima facciamo entrare Paolo, anche la Disa, che diremo chi è. Parliamo velocemente, allora una pennellata sull'Associazione Perosi, chi siete? Allora, siamo un'associazione che è nata nel 2013, nel marzo del 2013, con l'intento di divulgare l'arte in tutte le sue forme e con l'intento di mettere al servizio, cioè la nostra associazione è l'arte al servizio della solidarietà. E noi, come ben tu saprai, colgo l'occasione qua anche per dirlo ai nostri ospiti che saranno a breve qua in Sardegna, è un'associazione che si occupa fondamentalmente di organizzare eventi e spettacoli con l'unico scopo di devolvere tutto il ricavato ad associazioni o a qualunque ente che necessita in quel momento del nostro aiuto. In questo caso, proprio in virtù dell'imminente arrivo e dell'imminente programma che abbiamo per il 31 di gennaio con lo show dei semifinalisti di The Voice Kids 2024, i proventi di questo evento saranno devoluti alla casa di Suor Anna, che è una casa che accoglie donne vittime di violenza, quindi ritengo che questa sia un motivo in più per far sì che la gente, oltre ad assistere a un bellissimo spettacolo, a sentire le bellissime voci di questi ragazzi, compiano anche un gesto di solidarietà attraverso l'offerta, insomma, di uno spettacolo che è sempre capitanato dal nostro grandissimo amico, regista e coreografo Paolo Ladisa. Sì, Claudio e Paolo Ladisa, sono sempre loro. Che adesso le diamo subito la parola. Questo è il sunto di quello che è la nostra associazione. Poi c'è al mio fianco, senza di lui non potrei fare nulla, il vicepresidente che è il mio marito. E le diamo la parola fra un pochino. Adesso vorrei far entrare Paolo perché ha delle necessità lavorative, quindi ha poco tempo, quindi gli diamo subito la parola. Ecco, vorrei dire, signori cari amici del web, entrate sull'evento su Facebook dell'Associazione Lorenzo Perosi e prenotate immediatamente il biglietto in poltrona, perché sarà uno spettacolo indimenticabile, oltre che uno spettacolo indimenticabile perché tutte le regie di Paolo e Claudio Ladisa sono indimenticabili, ma soprattutto aiutate per una giusta causa. Adesso do la parola, vediamo se ce lo permette, a Paolo Ladisa. Buonasera Paolo! Ciao, buonasera a tutti! Ma che bello vederti! Maurizio. Ciao carissimo! Ciao Robby, ciao Ale! Ciao, da quanto tempo non ci vediamo e non ci sentiamo? Da tanto, Penso che siano mesi, anni. certo, io direi anche anni. Come siamo... Anni che non ci vediamo e non ci sentiamo, anche con Maurizio non ci siamo mai sentiti. Come siamo quasi un anno che non ci vediamo, perché poi è andato tutto a fuoco e quindi adesso è il momento che ci rivedremo il 31. Paolo Ladisa, un grande regista, ecco, cosa ci stai preparando, se si può dire qualcosa di questo spettacolo? Allora, io posso dire semplicemente una cosa: stiamo lavorando su questo progetto con Robby e Ale veramente da tanto. Alessandro mi ha appena mandato le musiche, quindi stiamo già lavorando sulle musiche per far sì che lo spettacolo diventi bello. L'unica cosa che io posso dire e posso accennare
venite a teatro perché vi aspettiamo. Perfetto, Basta. benissimo. Tutto qua. Paolo, grazie mille per il tuo intervento, io so che sei impegnatissimo, quindi ci hai dedicato un piccolo spazio che è importante, perché anche la voce del regista è importante che ci sia. Adesso piano piano diamo lo spazio ai ragazzi, vediamo un attimino se c'è qualcuno che si collega e vuol scriverci in chat, anzi poi pregherò Alessandro, che è tecnologico, se vuole controllare la chat, così se ci vuol dare qualche delucidazione di chi sta scrivendo o quant'altro. Grazie Paolo. Allora ci vediamo. Un bacione. Ci vediamo il 31. Vi aspetto. Grazie. Ciao Paolo, Ciao. al 31. Ciao carissimo. Ciao. Benissimo. Allora, nel mentre che Alessandro controlla se c'è qualcuno che sta scrivendo per i saluti, ricordo ancora di acquistare il biglietto, quindi entrate subito nell'evento Associazione Perosi, lì trovate proprio la società che gestisce il palcoscenico, cioè che gestisce i posti in teatro, poi adesso me ne parla Alessandro, però prima facciamo entrare la carissima, pronta dietro quello schermo, Benedetta Morzetta. Ciao! Ale! Bellissima, Ciao, Benedetta. come stai? Ciao a tutti. Bene. Io non vedo l'ora di conoscerti di persona, perché abbiamo fatto un'intervista, ci siamo conosciuti, ma io non vedo l'ora proprio di conoscerti di persona. Stanno arrivando tutti i tuoi amici, tutti i tuoi colleghi, adesso non so quanti potremo far entrare piano piano. Allora, Alessandro, c'è qualcuno che ci sta scrivendo in chat, hai visto qualcosa? Io non riesco a vedere tutto. Sì, sono tutti saluti di amici che ci stanno salutando e ci stanno facendo un in bocca al lupo. Man mano evidentemente che entrano ci salutano, insomma. Benissimo. Ecco, se vogliamo anche nominare qualcuno, io non riesco a vederli perché ho tutto lo schermo. Qui abbiamo Denise, che è Denise Sardelli, Ciao Denise. Ivana Nagni, Maurizio Benincasa. Ciao Maurizio. Alla grande. Conoscete. Bene, allora Benedetta, tu sei mai stata in Sardegna? Io Non ti Sì. ricordi? Sì, sì, quindi sì, allora, sì. allora rinnoviamo. quest'estate. Benissimo, quindi allora per la seconda volta o la terza verrai qua in Sardegna e ci canterai qualcosa di bello, perché non vediamo l'ora di vederti dal vivo, perché i cantanti si devono vedere dal vivo, non sul web, anche sul web, però dal vivo, permettimi, Sì, è tutta confermo. vero, è tutta un'altra Confermo. emozione, cosa dici? Sì. Il papà Arturo Sì. come sta? Bene. Lo saluti tanto da parte mia. Adesso vediamo se riusciamo a far entrare qualcun altro. Ma vedo una persona simpaticissima che sta dietro lo schermo, che è Silvano. Vediamo se. Ciao Silvano! Ciao. Ciao Silvano, piacere. Il nostro. Ciao, ma piacere mio, buonasera a tutti quanti. Che bello! Buonasera a te. Sei bellissimo Silvano. Grazie. Il nostro batterista, perché poi ha una passione per la batteria in una maniera incredibile. Uno non è solamente cantante di The Voice Kids 2024, ma è anche un bravo batterista. Mi confermi Silvano? Grazie mille. Ma io non posso confermare niente. L'unica cosa che posso garantire è che suono la batteria da 7 anni, però non so, chi mi ascolta può dire se sono bravo o no, Certo. perché io non lo posso dire. Grande umiltà come un grande Bravo. artista. Non fa una piega. Bravo, molto umile. Alessandro, se vuoi anche Grazie, intervenire e dire grazie qualcosa ai nostri amici Silvano e Benedetta, poi vedo già che sta arrivando qualcun altro. Ma io volevo dire una cosa a Silvano, perché mi è sembrato, più che suonatore di batteria, che ancora non ho avuto l'onore di vederlo e di ascoltarlo, però ho avuto modo di vedere un pochettino col microfono che fa, oltre che cantare, anche un po' da intrattenitore. Mi sembra una specie di presentatore, avrai un futuro oltre che da cantante. Mi Uno auguro. showman. Uno showman, esatto. Ma chissà. Chissà. Ma chissà. Il Vediamo. futuro è tutto da scoprire, il futuro. Vediamo se c'è, Grazie, se ci fa grazie. entrare anche Martina Panarello.
E la mette sul palcoscenico. Martina. Ciao Martina. Ciao Martina, ciao. ma che bello, siamo qualche mese che non ci vediamo, anche tu sei stata ospite del canale RCM. Ecco, raccontaci un pochettino le esperienze da quando abbiamo fatto l'intervista a oggi, cos'è cambiato, c'è stata qualcosa, qualche serata, qualche apparizione, racconta. Allora, io comunque ho rivisto i miei amici, abbiamo avuto l'occasione di rivederci a Capodanno, abbiamo festeggiato insieme. Purtroppo non c'erano tutti quanti, però alcuni sì, quindi alcuni li ho rivisti, ad esempio Benedetta, Silvano, Danny e Francesco. E poi comunque ci siamo rivisti ultimamente, sì. Bene, io vedo anche Francesco Paolo Scelso, ma non lo vedo che non c'è il video. Ah, ecco, adesso lo vedo, vediamo se no, sei un po' coricato obliquo, quindi dovresti girare la telecamera. Allora, vediamo un pochettino. Benedetta, tu devi anche andare a nanna, vero? O puoi stare ancora un pochino? Sì. Perfetto, ce lo dici tu quando devi chiudere, va bene? A noi ci fa piacere che stai con noi. Vediamo Francesco no, sei ancora obliquo. Eccoci. Boss 98 Lasso 9898 ha appena iniziato a seguirti. Oh, buonasera Boss 98 che ha cominciato a seguirci su Twitch, perché siamo in diretta simultanea sul canale Facebook RCM, sul canale Facebook, sul canale YouTube RCM e anche su quello Twitch. Si parla di sesso? No, questa è una trasmissione di cantanti, si parla di arte, quindi non parliamo di questo. Bene, allora vediamo un pochettino, forse Francesco Paolo Scelso ce l'ha fatta. Ciao Francesco, buonasera. Ciao, buonasera. Che bello. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Francesco, ciao a tutti. Ciao Silvano, ciao Martina, ciao Benedetto. Francesco oltre che un bravo cantante, è anche un bravo giocatore, appassionato di calcio. Raccontaci le novità, Francesco. No, allora, in quest'ultimo periodo, come ha detto Martina, l'ho incontrata a Capodanno e ci siamo incontrati anche ultimamente. E quindi ogni volta che rincontro comunque i miei amici mi diverto sempre. Benissimo, questa è una cosa molto molto importante e molto interessante. Eccoci qua, forse così ci vediamo. Sì, vai Roberto. Posso dire una cosa che ha creato The Voice è proprio questa unità tra di voi e con una sana competizione, a tal punto che vi siete messi insieme per fare questo pezzo che veramente è molto carino. Io vi faccio veramente tanti complimenti. Grazie mille. Grazie mille. Ma ciò che mi piace di più è la vostra unione. Esatto. Cioè proprio la vostra amicizia nata così su uno studio all'interno di uno studio televisivo e poi sfociato veramente al di fuori, anche concordando le stesse passioni, ognuno con i propri interessi, ovviamente, ognuno con le proprie note caratteriali, però coese, ecco. È vero. È corretto? Sì. Vai Martina. Sicuramente Silvano. è stata un'amicizia che insomma si è creata per caso, va avanti tuttora, ed è una cosa insomma molto bella, insomma, che si è portata avanti grazie alla Denise e a Dennis stesso, che ha voluto riunirci, e infatti siamo riuniti, ci siamo e siamo insieme. Certo, ecco, raccontatemi qualcosa del vostro Capodanno. So che siete stati assieme, c'eravate tutti oppure qualcuno mancava? No. Quelli che siamo ora qui, sì. Qualcuno Però, mancava. C'era anche Dennis, quindi eravamo in totale in 5 di ragazzi del nostro gruppo. Ok, c'eri anche tu Martina? Comunque
C'eri anche tu, Martina? Sì, sì. Ah, c'era anche Martina. Ok. E Benedetta, c'eri? Sì, sì. Sì, perfetto. Sì, c'eravamo tutti e Vi ho quattro visto che in ci festa tutti guardassimo. insieme, avete fatto dei video stupendi, belli. Ecco, l'emozione di fare adesso un viaggetto per venire qua giù in Sardegna e fare questo bellissimo spettacolo al Teatro Sieboi di Selargius. Chi parla? Vai Martina. Allora, sono molto contenta sia di comunque rivedere appunto i ragazzi, ma anche diciamo di appunto prendere l'aereo, venire appunto in Sardegna e cantare con dietro anche dei ballerini perché appunto avremo delle coreografie, quindi sicuramente sarà molto, molto bello come spettacolo. Stai spoilerando un po'. Bene. Però ha ragione. Hai ragione, Ha hai fatto ragione, bene. cioè sarà uno spettacolo dentro lo spettacolo. Esatto. Sì. Esatto. Ecco, io ricordo ancora a chi ci sta guardando di prenotare il posto perché sapete poi alla fine i biglietti corrono via e rischiamo di non trovarli, quindi prenotate subito un posto al Teatro Sieboi di Selargius, contattate l'Associazione Perosi, cioè all'interno dell'evento creato dall'Associazione Perosi, correggimi Roberta se sto sbagliando, trovano il link per poter fare la prenotazione, giusto? Quindi e si può fare online la prenotazione. Sì, Sì. obbligatoriamente Ah, online. obbligatoriamente online, ecco. C'è una piattaforma adesso dedicata e quindi da lì potranno scegliersi comodamente il posto che è a loro più congeniale, ma dovete venire perché Certo, è imperdibile è questo imperdibile. evento. Non mancate, Non non man- mancate. Ecco, Bravo, Silvano, facci un annuncio dei Dai, tuoi. che vi aspettiamo tutti, vi aspetto io, vi aspetto Benedetta, Martina, Francesco e tutto il resto dei Night Station. Vi Ecco. aspettiamo. Bravo, bravissimo. Io ho paura che siccome siamo in 6 nella piattaforma, poi magari sta cercando di entrare qualcun altro e non riesce. Vediamo un attimino chi vuole scendere giù dal palco che poi faccio entrare qualcun altro, se no puoi anche rientrare. C'è qualcuno che... Per me è uguale. Per me va bene, se Anche per me, anche per me. cioè non è un Per problema. me, cioè, È uguale. anche per me. Facciamo 1, 2, Uguale. 3, Se 4... mai usciamo noi e facciamo entrare gli altri, facciamo uno switch. Dai, facciamo così, allora Sì, partiamo... esatto. Lo switch, ha ragione Allora, Benedetta. facciamo così. Benedetta, allora ti aspettiamo qua e mi raccomando, Sì. alla grande. Ciao Benedetta, Vai. fai buona serata. Ciao. Ciao carissima. Ciao Benedetta. Se volete... Ciao fate- Benedetta. Ciao. Ciao. Ecco, adesso Ciao, vediamo. ciao. Ecco, infatti c'è Linda Loretti. Linda Loretti, buonasera. Ciao. Ciao, infatti, Ciao, quindi Linda. Ciao. Ciao Linda. Ciao Linda. Ciao Linda. come Ciao. stai Linda? Bene, bene. Qualche cosa, mi racconti qualcosa? Anche tu sei stata a Capodanno con tutti i ragazzi? No, purtroppo no, perché comunque avevo una serata, cioè dovevo cantare qua nel mio paesino e quindi purtroppo non sono potuta andare, però ultimamente ci siamo visti anche in videochiamata comunque per provare alcune cose riguardo la serata e quindi Certo. comunque ci siamo rivisti. Paolo, provo a far scendere te dal palco così vediamo se c'è qualcun altro. Vuoi dare un annuncio particolare? Ci saluti? Io. Sì. No, perché avevo sentito Paolo, allora no, comunque... Francesco Paolo Scelsi. Sì. No, vabbè. Sì, mi raccomando non mancate, sarà una serata veramente bella. Io sono già emozionato di salire su un palco così importante e niente, Grazie. vi aspetto. Grazie. Anche noi siamo emozionati ad averti. Ti aspettiamo Francesco. Grazie mille. Ti aspettiamo, un abbraccio fortissimo Grazie mille. anche ai tuoi genitori. Ciao caro. Francesco. Anche a voi. Ciao. Ciao. Ciao Francesco. Ciao. Ciao. Vediamo se c'è qualcun altro che vuol salire sul palcoscenico. E qua abbiamo la Denise. Buonasera.
Buonasera, ciao ragazzi, ciao Roberta. Ciao Denise. Allora, chi Ciao, meglio... Maurizio. Ciao carissima, ma chi meglio di Denise può descrivere il progetto dei ragazzi dei 90 Stations? Ecco, raccontami qualcosa di questo splendido gruppo. Io conosco già qualcosa, però ci sono tante persone che magari si sono collegate per la prima volta e che vogliono saperne di più. Ecco, vai Denise. Allora, buonasera a tutti, buonasera Roberta, buonasera al marito che non mi ricordo mai il nome, perdonami, Alessandro. Ciao. Niente, ciao. Allora, il progetto Night Station nasce perché questi ragazzi si sono conosciuti tutti a The Voice e hanno stretto questa grande amicizia e dopo la prima serata che abbiamo fatto a Pontidera nella nostra città è continuata l'amicizia, sono continuate le serate. E quindi a un certo punto una mattina mi sono alzata e ho detto: ma perché questi ragazzi non fanno un inedito tutto loro, che raccontano un po' la loro storia, no? L'amicizia, la musica, le cose che li accomuna. E niente, ho proposto questo ai genitori, e i genitori subito, anche i ragazzi, hanno detto di sì e abbiamo cominciato con questo progetto. Abbiamo cominciato, gli autori hanno scritto la canzone, le musiche, è stata un po' un'impresa registrare perché come sapete ognuno viene ognuno da una città, uno dall'altra, da tutte parti d'Italia, quindi è stata un po' un'impresa, però ce l'abbiamo fatta perché gli autori, insomma la RCM, insomma tutto quello che è, e sono bravissimi e niente, ce l'abbiamo fatta e ora portiamo in giro anche questo, oltre che i ragazzi singoli che canteranno anche a Selagius, le canzoni singole, i duetti, anche il loro inedito, Siamo solo ragazzi. Bene, e io direi a questo punto di farne sentire un altro pezzettino, ne abbiamo messo quasi tutto all'inizio, ma un altro pezzettino lo facciamo ascoltare per chi si è collegato per la prima volta in questo momento. Allora, nel frattempo che ascoltate il pezzo, entrate su Facebook nell'evento dell'associazione Lorenzo Perosi e cercate di prenotare subito il posto perché sarà una serata indimenticabile. Siamo solo dei ragazzi, bambini non già più. Di lontani ma vicini, amici sempre più. Con la musica nel cuore, quanto amore che ci dà. Siamo piccoli ma forti, coraggiosi per l'età. Solo insieme qui si vince, che l'amore vincerà. Grandi uomini domani, con la musica si sa. Siamo solo ragazzi, ma il domani sarà la scommessa più grande dentro l'umanità. Non ci ferma nessuno, noi avanti si va. Noi saremo il futuro, tutto quel che verrà. E fare. Eccoci qua, bellissimo pezzo dei 90 Station, Siamo solo ragazzi, ed è entrato anche Dennis Ben in casa, buonasera. Ciao carissimo. Ciao, Che bello vederti. Dennis, raccontami qualcosa di questo periodo, da quando non ci siamo sentiti dall'ultima intervista. È passato qualche mese, è stato un bel periodo, poi sono contento che tra poco, tra una settimana, No, tra qualche, la prossima. la prossima settimana, Sì, siamo ci arrivati. rivedremo tutti e niente. Saremo una grande famiglia, io penso questo, tra l'associazione Lorenzo Perosi, l'RCM, voi ragazzi 19 Stations, sarà veramente una bella famiglia, facciamo una bella festa, stiamo tutti insieme per fare questa serata che sarà una serata a contatto con la gioventù, a contatto con l'arte, con la cultura, con la musica, e si vedono dei ragazzi che
è spaventoso, cioè così piccoli, così giovani, hanno già le idee chiare di quello che vogliono fare. Andate uno per uno a guardarvi le loro interviste nel canale RCM, quindi cercate Silvano Fava e trovate, basta scrivere il loro nome con RCM, vi appare subito l'intervista e saprete che strumenti suonano, cosa gli piace, addirittura anche il colore preferito. È una cosa bella, ecco. Linda Loretti, raccontami qualcosa tu. Vabbè, in questo periodo ci siamo rivisti, come ho detto prima, in videochiamata per organizzare alcune cose, diciamo, per la serata che faremo il 31. Poi penso che ognuno abbia avuto comunque delle serate, comunque abbiamo cantato, penso anche, diciamo, un po' in modo singolo, però comunque penso che tutti non vediamo l'ora di rivederci appunto il 31 in Sardegna. Poi vabbè, la Sardegna io personalmente non l'ho mai vista e è sempre stata una meta in cui, diciamo, cioè, ho sempre sognato di andarci e quindi ecco, sono molto contenta. Benissimo, benissimo. Io saluto. E noi vi aspettiamo. Io saluto Simone Piredu da Cagliari che ha prenotato in teatro il biglietto. Lui pensate che ha partecipato quando era giovanissimo allo Zecchino d'Oro, quindi non vede l'ora di conoscervi e proprio mi ha detto io voglio andare a vedere sti ragazzi. Quindi vai Denise, dimmi. No, scusa se vi interrompo un attimo, ma volevo dire anche, perché questi ragazzi sono abbastanza, almeno il mio, le mie sono un po' più spigliate, volevo dire che comunque è vero che si va a Seragius, si fa la serata che vi rivedete e tutto il resto, però ragazzi lo sanno, si va anche perché stiamo facendo beneficenza e questa è la cosa principale e più importante che stiamo facendo. Certo, quindi stiamo facendo beneficenza e Esatto. i ragazzi sanno anche a chi stiamo facendo beneficenza, sicuramente li conosceremo anche, vero Roberta? Che ce la facciamo a fare un salto lì da loro la mattina del 31, si spera. Si spera, sì. È molto importante, infatti per quello io dicevo all'inizio della trasmissione, cerchiamo sempre di accomunare l'arte alla solidarietà e questa è una nota che caratterizza l'associazione Perosi. Sì. Ma ovviamente non siamo solamente noi, non voglio insomma prendere il primato o peccare di presunzione. Però questo era il nostro intento e ormai siamo diversi anni che lo facciamo con dei bellissimi risultati. Io penso questo, che l'arte sia un dare e avere. Ecco, si dà quando si crea qualcosa, si crea, quindi tu doni, e si ha quando si raccoglie, e molte volte sono pochi anche i frutti che si raccolgono, tant'è vero che molti pittori vengono scoperti dopo che sono morti. Ecco, quindi è una vita di dare, e quando si dà per una giusta causa come quella della beneficenza che state facendo voi dell'Associazione Perosi e quella che stanno facendo tutti i ragazzi, perché verranno, assolutamente, c'è da dirlo che anche loro e le famiglie che si stanno supportando questi ragazzi fanno un viaggio per una causa del genere, io penso che andremo via da questa serata col cuore pieno di gioia. Ma io vorrei far parlare un attimino il vicepresidente dell'Associazione Perosi, Alessandro Mameli, che lui non è solamente il vicepresidente, ma è quello che poi si occupa di tutto, della direzione del palcoscenico, della sicurezza, cioè lui è il supervisore, è quello che quando c'è una serata al Teatro Sieboi o da altre parti si preoccupa che tutto funzioni nel migliore dei modi. Alessandro, dimmi se sto sbagliando, correggimi, io ti ho visto così, il mio occhio ha visto questo. Sì, probabilmente hai ragione, io magari non lo vedo da parte mia. Vero è che quando arrivano questi eventi mi sento un po' il peso di tutta questa organizzazione, non solo perché sono legato all'associazione, perché gli eventi poi li organizziamo noi, li vedo nascere dal momento in cui l'abbiamo solo pensato, al momento in cui iniziano i progetti, piano piano la realizzazione e poi alla fine si inizia ad aprire il teatro il giorno prima solitamente, perché
spesso riusciamo ad entrare la sera prima, la notte, soprattutto si fa la notte questo con dei collaboratori, e riusciamo a fare qualcosina, iniziare un piccolo allestimento, a portare i materiali, a portare le cose. L'indomani mattina inizia il vero tour de force, perché avendo il teatro praticamente per una giornata, noi dal momento in cui apriamo iniziano le danze, e lì i primi che arrivano sono tutto il settore tecnico, che deve allestire tutta la parte audio, la parte luci, va allestito il palcoscenico, la scenografia. Arrivano poi a seguire il regista, che vede tutte le cose che sono state organizzate e come si sta procedendo. Poi piano piano arrivano anche gli altri, fino ad arrivare a, diciamo così, l'ora di pranzo, che per quello che mi riguarda, ma anche per molti altri di noi, il pranzo è solo una parola, perché poi alla fine lo stomaco si chiude e si continua a lavorare e si va avanti. Esatto, perché poi nel primo pomeriggio si iniziano le prove generali, ancora prima si fa il sound check, dove ci sono microfoni, come in questo caso ce ne saranno diversi, e poi ci sarà una prova generale, e poi si va in scena. Benissimo. Tutto questo sì, è vero che diciamo fa parte un po' del mio compito, però fortunatamente sono sempre abbastanza supportato da tutto il gruppo, da tutti gli amici, dai tecnici che ci seguono ormai da anni, da Paolo, che è il nostro coreografo, regista e coreografo d'eccellenza. Infatti anche durante lo spettacolo io spesso mi assento, perché sto proprio dietro in fase tipo capelli dritti, ci credo. perché ci teniamo molto che dal momento in cui si apre il sipario lo spettacolo fili tutto liscio, tutto vada per il meglio, e che il pubblico assista a un vero spettacolo, dove va tutto per il meglio, il pubblico si diverte. Naturalmente per far questo dobbiamo fare in modo che chi sta sul palco, tutti gli artisti e tutti quanti, inizino loro col divertirsi. Perché se iniziano a divertirsi loro, riescono a trasmettere anche al pubblico questo sentimento, che poi alla fine, diciamo che ci siamo sempre riusciti, un po', non volevo essere troppo modesto, però ci siamo alla grande. sempre riusciti. I feedback che abbiamo ricevuti, insomma. E io ne sono testimone, perché ho visto il tuo operato, il vostro operato, ma soprattutto anche il tuo, che mi ha colpito, e infatti ho fatto la mia descrizione non a caso, e non è una sviolinata, ma è la realtà. Denise, se tu nel frattempo guardi se c'è qualcun altro nella vostra chat privata che vuole entrare, perché io non so se... Maurizio, c'era Maria Sofia. Maria Sofia Corona. Allora, mi sa che congediamo qualcuno. Chi vuole uscire di voi? Se volete esco io che ci sono da prima. Martina, tu sei stata acclamatissima su Twitch, però non leggo le cose che sono scritte, perché ci sono anche delle cose che non mi sono piaciute, quindi lasciamo perdere. Verranno loro, se vorranno vedere Martina, in teatro, il Teatro Siebo il 31 di questo mese, quindi sabato prossimo, scusate, sabato prossimo. Mi raccomando, prenotate, perché rischiate di non trovare il biglietto, quindi questo non mi stuferò stasera di dirlo. Martina, ci abbracciamo questo sabato. Grazie Martina. Il prossimo, ciao. Ciao carissima, ciao. Martina. Allora vediamo, mi dovrà scusare Martina. Maria Sofia Corona. Posso Sì, dire solo una cosa? Certo. Volevo solamente dire che per quanto riguarda la beneficenza, Sì. per me è una cosa che
che è veramente importante perché aiuta a sostenere chi magari ha meno fortuna rispetto a noi e quindi io penso che nonostante siamo sulle telecamere che magari non si sente bene, facciamo un grande applauso. Bravissimo, Ti veramente adoro Silvano! è un grande, Silvano è un grande. Allora, io vedo sullo schermo la carissima, che viene dalla Sardegna, quindi è qua, siamo a 2 passi noi, Maria Sofia Corona, ciao! Ciao. Ma che bello! Ciao. Mi devi Ciao, scusare Tommy. perché io purtroppo nei monitor più di 1, 2, 3, 4, più di 5 persone non vedo oltre me. Ok. Quindi poi ho detto ma ci sarà qualcun altro che deve entrare, allora ho chiesto a Denise per questo motivo. Stavi aspettando da molto, scusaci. Maria Sofia, No. allora una voce angelica, tutti mi fermano qua in Sardegna e mi dicono me la fai conoscere, la vorrei conoscere, Maria Sofia Corona, ma qua, tutti veramente un grande successo, non perché hai fatto The Voice Kids 2024, ma perché sei e siete bravi tutti, quindi il vero motivo che quella è stata una vetrina, ma il vero motivo è perché siete bravi voi, perché ci poteva essere la luna qua su questa terra, ma se voi non eravate così bravi non c'era trippa per gatti. Maria Sofia, raccontami qualcosa di te. Allora, vabbè, cosa ho fatto? Allora, diciamo, vivendo in Sardegna, l'ultima volta che ci siamo visti con i ragazzi è stato per l'accensione dell'Albero a Firenze. Poi, vabbè, in Sardegna ho cantato un po' per conto mio, ho avuto la possibilità di cantare per l'oncologico grazie al piccolo Fuori Sperate e ora, vabbè, sono molto felice che, cioè, sono al 7° cielo perché vengano Che bello. i miei amici qua in Sardegna, Quando, vedono anche loro. quando ci siamo visti, perché Maria Sofia, dovete sapere, ha registrato la voce della canzone Siamo solo ragazzi, l'ha registrata nel camper, nello studio mobile, quindi è stato veramente l'incontro che ho fatto artistico, oltre che poi abbiamo fatto anche un'intervista, però l'incontro artistico è stato un piacere enorme poterla registrare. Veramente ti rinnovo ancora i complimenti da parte di tutta una comunità enorme, quindi non sono solamente i miei, ma sono Grazie. quelli di tutti e sono veramente sinceri di cuore. Ecco, Maria Sofia, noi tanto ci vediamo, non questo ma il prossimo sabato in teatro, Sì, che bello. hai una bellissima famiglia anche tu alle spalle come tutti i ragazzi, perché conta tantissimo anche quello. Ma avete prenotato, signori, il biglietto? Io non mi stanco di dirlo stasera, prenotate il biglietto perché è molto 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 importante. Ti vogliono conoscere tantissime persone, Maria Sofia. E allora Roberta, una Anche parola... noi. Come scusa? No, ha detto ti vogliono conoscere tante persone, anche noi. Anche noi. Fortunatamente avremo questo onore sabato. Ecco, a te la Un parola... onore per me. A te la parola, Robby, qualche chicca che ci vuoi raccontare ancora dell'associazione Perosi, perché è molto importante che stasera si parli anche dell'associazione Perosi. Ecco, noi guarda, adesso stavo guardando un pochino i messaggi che stanno arrivando e c'è un'altra della nostra associazione che fa parte del direttivo, Marcella, che saluta tutti quanti noi in trasmissione. Ciao Marcella. Una chicca, guarda, noi spesso quando organizziamo questi eventi facciamo sera tarda, nel senso che iniziamo a progettare, a programmare. C'è un format che noi abbiamo creato che ormai da anni va sempre nel mese di dicembre, che ha il titolo Noi insieme per, e a fianco mettiamo sempre l'associazione beneficiaria e finisce con Us Together, perché per noi cioè, l'unione fa la forza. Cosa succede? Noi ogni volta, ecco, per quel format lì realizziamo sempre dei gadget e ogni volta stiamo lì a pensare quest'anno cosa potremmo realizzare, cosa potremmo fare e quindi ci sono ore e ore, guarda, io ho trovato questo, io ho trovato quest'altro
Diciamo che chi dirige questo lavoro è mia sorella, che ha una manualità eccezionale, e quindi lei dirige e noi eseguiamo. Che è Daniela, che non so se riuscirà ad entrare stasera. Sì. E poi abbiamo la fortuna di avere le sarte, tra cui anche Marcella e Cristina, e abbiamo, quindi cerchiamo di realizzare, noi abbiamo fatto anche le 4 del mattino per terminare tutti questi gadget. Certo. Alcune volte stiamo di fronte, che so, una pizza, un panino, e si lavora tutti insieme in assoluta armonia. La cosa bella del nostro gruppo, poi io ho un coro, dirigo un coro che vanta Ecco. circa 28-30 persone. Caspiterina. E quindi è diventata una famiglia. Che bello. Una famiglia nel vero senso della parola, quindi ci si unisce tutti insieme, ci si protegge, ci si aiuta, ci si supporta vicendevolmente. Certo. Ogni nostro successo è il frutto di questa unione, che poi, oltre alla nostra unione familiare, fatta dai coristi, da amici, dal direttivo e quant'altro, dietro ci sono tutti i nostri amici che supportano e condividono le nostre avventure, tra cui Maurizio Casu. Grazie. tanto a caso. Grazie, ecco, io direi che se c'è qualcuno che sta guardando in questo momento, sicuramente c'è qualcuno collegato, di condividere questa diretta che stiamo facendo nei loro profili, perché e poi di iscriversi anche al canale RCM, perché ogni iscrizione che voi fate è gratis, non dovete pagare nulla, ma ogni iscrizione aiutate un artista, perché questo canale è dedicato all'arte e alla musica soprattutto, facciamo anche altro, però la maggior parte dei contenuti che trovate in questo box è contenuti di arte e musica, quindi condividete e iscrivetevi al canale, ma soprattutto condividetelo nei social, questo è molto importante. Denise, qualche altro racconto sui 19 Station che ci puoi dare? Avete fatto la recensione dell'albero? Allora, oggi particolarmente sono molto felice perché abbiamo raggiunto un bel risultato su YouTube con le visualizzazioni. Ecco. E non ce l'aspettavamo perché comunque sì, è vero, sono ragazzi che hanno partecipato a una trasmissione, però non sono ragazzi, diciamo, conosciutissimi. E arrivare a tutte quelle visualizzazioni, sinceramente siamo molto molto felici, soddisfatti. Certo. E anche i ragazzi, insomma, tutti i genitori, perché insomma ci abbiamo lavorato tanto e ci stiamo lavorando tanto. E piano piano arrivano queste piccole soddisfazioni. E niente, e siamo felici, i ragazzi sono felici e noi ancora di più. Sono soddisfazioni grandi perché si sta passando a un passaggio generazionale da quelli che erano i ragazzi di The Voice Kids 2024 a quelli che sono una persona a sé, quindi con i 19 Station si apre un'altra era. Correggimi se sto sbagliando. Ah, è vero, è vero. 19 Station. È vero. Bravo. No, Nine Stefano Station. 46 ha appena iniziato a seguirti. Ci stanno No, seguendo. comunque, Quando ci seguono, no, vai. è segno buono. No, dicevo, siamo felici perché insomma sono risultati, per noi sono grandi passi. Piano piano li stiamo facendo piano piano in silenzio, sperando che qualcuno ora si accorga di noi, no? Però vedendo i risultati di YouTube diciamo che abbiamo buone possibilità, dai. Benissimo, io saluto anche Steve Minnei che è un direttore artistico, coinvolge tante persone, coinvolge tanti artisti e soprattutto anche qualche contatto con Maria Sofia Corona, se non sbaglio. Lo conosci tu, Steve? Sì, ho potuto cantare nel loro teatro. È Ecco. stato un onore anche. Ecco, qui tu hai cantato al Teatro Udini da non moltissimo, giusto? Qualche mese fa. Sì, è stato molto bello. Com'è andata quella serata? Bene.
Ho conosciuto nuovi artisti, bello. Benissimo, quindi poi so che verrà anche al teatro Serargius Sieboi. Ebbene, allora Linda Loreti, vuoi raccontarci qualcos'altro così adesso ti faccio uscire a volte che non entri qualcun altro? Magari c'è Daniela che sta rientrando, vediamo un pochino. Linda, mi vuoi raccontare qualcos'altro che siamo in chiusura? Forse non ci sente? Linda? Linda, ci sei? Sì? Ecco, Non sento- mi senti? Mi Non senti? sento più Maurizio. Non senti l'audio? Magari è mutato. Non sente... No, non mi senti. Ti stavo salutando. non ti sento più. Facciamo un cambio. Allora, facciamo un cambio, vediamo Non sento Maurizio, cioè sento tutti tranne Maurizio. tranne Maurizio. Perfetto. Allora, Voleva salutare. volevamo Ti salutare. voleva salutare Linda. Ecco, diteglielo Bene. voi. Ciao. Ciao Linda. Ciao. Ciao. Linda. Ciao Linda. Ciao carissima. Ciao. Ciao. Ci vediamo Ci qui vediamo sabato Sì. 31. Ciao. Ciao, ciao. Benissimo, così nel frattempo vediamo se entra qualcun altro. Allora, io ricordo ancora per chi si è collegato adesso, ma per chi si collegherà gli altri giorni, per questo video, oltre che essere una diretta in questo momento, sono le 21:50, quindi siamo in diretta ufficiale. A voi vi arriva qualche secondo perché la rete internet dà un po' di latenza, qualche secondo di ritardo, però siamo rigorosamente in diretta. Ma vi ricordo per chi si collegherà domani, vedrà questo video dopodomani, di non esitare a cliccare su Associazione Lorenzo Perosi, entrate dentro l'evento che si terrà al Teatro Sieboi Serargius sabato 31, cioè sabato 31, io adesso non ce l'ho ancora in testa, e lì chiaramente potete prenotare il vostro posto in poltrona per un bellissimo spettacolo, dietro una regia di Paolo e Claudio Ladisa, organizzato dall'Associazione Perosi e soprattutto una giusta causa di beneficenza. Eccoci qua. Allora io volevo sentire ancora Dennis Benincasa, qualcos'altro che ci vuoi dire, qualcos'altro. Io non vedo l'ora di conoscervi di persona perché so che siete scatenati. Adesso siete bravi, però voi quando siete da soli so che vi scatenate, giusto? Sì. Ecco, la mamma dice Sì. Fatti raccontare qualcosa. qualcosina. Dipende, cioè non lo so, diciamo che... A lui ci vuole un po' l'input per capire, Certo. Maurizio. Allora do questo compito a te, Denise, di dargli un input. No, in realtà va bene. Dennis, come ha detto, ha fatto in questo periodo qui abbiamo fatto qualche concorso che ci siamo ritrovati anche con gli altri 3 ragazzi. Fino a sabato scorso eravamo a Latina a Roma insieme a Francesco e Martina. Bene. E niente, prosegue con la sua scuola liceo musicale. È super impegnato perché insomma quella scuola lì è parecchio dura e anche rientri il pomeriggio, quindi torna tutte le sere tardi. Sì, vabbè, però insomma quello è un motivo in più perché c'è anche i pomeridiani, quindi Certo. insomma. Denis, avete iniziato anche l'armonia lì al liceo musicale? Ancora no? Ancora... Sì, facciamo queste cose, diciamo, attacche più che altro, per Ok. la disposizione. Benissimo, anche perché è una formazione bellissima, ne vale veramente la pena perché oltre a essere bravi, quando uno poi studia, creare una formazione veramente importante. Sei d'accordo, Roby? Assolutamente sì. A che anno sei, Dennis? A che anno sei? 2011. È il primo anno. È il primo Ah, anno? no. Il primo anno? Pensavo No, del- non era la tua età. È il primo anno di liceo? Sì, il primo. E come ti trovi? Bene per adesso. Sicuramente non è una scuola semplice, però comunque con un po' di impegno si può fare tutto, penso. La tua materia preferita? Tecnologie musicali. Era scontata la domanda, ma attendevo questa risposta. Comunque anche Maria Sofia fa il liceo musicale, anche lei, Anche tu? Sì, Anche tu al a primo Cagliari anno? però sì. Come? Anche tu al primo anno? Sì, anch'io. E anche la tua, la materia preferita?
Vabbè, canto in realtà, canto coro, però sì, anche TAC e tecnologie musicali sono belle. Mentre Silvano in che classe frequenta? Io faccio la prima media, però comunque mi sto già preparando per entrare nel liceo musicale, perché comunque ci vuole un esame e insomma, quindi bisogna prepararsi da subito. Bravo, Sto già dai. facendo solfeggio, lezioni in più tutti i martedì e piano piano si va avanti, dai. Bravo, molto bravo perché hai anche le idee molto chiare. Maurizio Benincasa scrive nella chat matematica. Allora, sì, perché Non so se è ironico. È ironico, molto ironico. Un po'. È ironico. Quando hai chiesto la materia preferita, che è la sua, diciamo che tu la vedrete da tutte le scuole proprio, la matematica, perché lui proprio non la sopporta. Che tra tanti voti il migliore che ho preso è stato 3, dai. 3 a matematica, ragazzi. Cioè. Tutti i geni hanno avuto questo risultato. Ci vuole impegno anche per ottenere una votazione di questo tipo. Quindi Certo. Silvano, Infatti mi impegno, qua ovviamente. c'era tutta, Sì. vero? Silvano, la batteria ce l'hai in casa oppure da qualche altra parte? No, sì, ce l'ho di là. Se interessa, se vuoi, la faccio anche vedere. Certo, se ce la fai vedere ci fa piacere. Sì. Facela vedere. Ma è una batteria elettronica. No, acustica. Ce la fa vedere elettronica. a quest'ora. Poveri vicini. Quella elettronica, sinceramente, non mi piace tanto. Si vede? Si vede. Si Wow, vede? che bello. Sì. Eccola là, c'è proprio un The Wall dietro, un muro. C'è anche la tastiera, c'è una C'è anche doppia la- tastiera. Bella. Grazie per... Scusatemi, ma non vi sento. Sì, devi ritornare dove eri perché... Ok, non vi sento. Ah, Vai. Ecco, suona. ti conviene ritornare nella postazione di prima. ecco, magari qui non prende. Sì, esatto, non prende la... Bene, io Che direi che a questo bella! punto possiamo riascoltare leggermente un altro pezzettino del brano. Siamo solo ragazzi, e nel frattempo che voi ascoltate questo bellissimo brano andate a prenotare il biglietto in teatro. Benissimo. Siamo solo dei ragazzi, bambini non già più. Di lontani ma vicini, amici sempre più. Con la musica nel cuore, quanto amore che ci dà. Siamo piccoli ma forti, coraggiosi per l'età. Solo insieme qui si vince, che l'amore vincerà. Grandi uomini domani, con la musica si sa. Siamo solo ragazzi, ma il domani sarà la scommessa più grande dentro l'umanità. Non ci ferma nessuno, noi avanti si va. Noi saremo il futuro, tutto quel che verrà. E faremo del mondo un teatro per te. Scopriremo che in fondo poi di meglio non c'è. L'amicizia è la vita e la musica è la passione infinita per chi è come Benissimo, ci raccontava Silvano della sua batteria, raccontami. E degli studi che fai, insomma, cosa fai, come ti alleni. Io
Sì, io quando studio la batteria sicuramente canto liscio e suono liscio, che è il genere che mi piace, ma devo imparare tutto, non è che posso sapere solo liscio, quindi qualsiasi genere devo saperlo suonare, infatti mi insegnano di tutto e piano piano si sta imparando anche teoria, tamburo, paradiddle, drag, non so Bravo, se paradiddle, conoscete. Bellissimo, certo, i paradiddle sono molto importanti per sciogliere bene le mani e le gambe. Che bravo. Ebbene, Bravo, 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 bravissimo Silvano. Avete prenotato? Sono sicuro che qualcuno è già andato a prenotare. Poi dopo Roberta e Alessandro controlleranno Andremo a verificare. a verificare, infatti. E chi non ha prenotato stasera lo può fare domani, lo può fare dopodomani, anche all'ultimo momento se rimangono dei posti liberi. Io mi auguro che non ci siano posti liberi, che sia il sold out. Io sto sperando nel sold out perché veramente è una serata. Ricordiamo ancora la causa Roby di questa serata, oltre che quella di accogliere questi ragazzi che sono fortissimi, e quindi non vediamo l'ora di conoscerli. Ma racconta per chi si è collegato in questo momento a chi sono destinati questi fondi. Tutti i fondi, quindi l'acquisto dei biglietti sarà devoluto, è doveroso dirlo, al netto delle spese, alla casa di accoglienza che si trova proprio a Selargius e che, ahimè, accoglie donne vittime di violenza, un tema Molto purtroppo importante. attualissimo, molto Forte. importante, molto delicato, quindi per noi poter essere d'aiuto ad una realtà esistente qua anche nel nostro territorio è un grande privilegio, un grande onore. Certo. Quindi cerchiamo di infatti sollecitare, condividete, parlatene con i vostri amici, entrate nella pagina dell'Associazione Perosi, andate sulla nostra piattaforma e acquistate i biglietti per venire a teatro, anche perché i ragazzi che stanno arrivando, cioè nonostante la loro giovane età, mi stavo mettendo con voi ragazzi, la nostra giovane età, no? La loro giovane età, cioè sono dei bravissimi, dei veri professionisti, perché io ho avuto modo di ascoltarvi uno per uno e sono rimasta incantata, veramente. Certo. Quindi non può il pubblico non venire ad ascoltarvi. Assolutamente no. Ecco, scusami Roby, ma c'era Dennis che voleva dire qualcosa, mi stavi facendo... Scusa, io devo andare purtroppo a studiare di domani. Devi andare a studiare a quest'ora, mamma mia, aiuto. Pensate cosa No, fa? Teoria, analisi e composizione. No, la matematica non la studia proprio perché tanto... ormai ho rinunciato. Grazie Dennis per essere stato qui con noi. Un bacio. Ciao Dennis, caro. ci vediamo presto. Ciao Ciao. Dennis! Ciao Dennis. Ciao. A Ma venerdì, a venerdì! pensate Ciao. cosa fanno gli artisti. Anche con questa età giovanissima loro studiano e lavorano, anche se è un gioco, anche se oggi è tutto, ma è un lavoro, signori, non è una passeggiata, andare nei teatri, cantare, è un sacrificio. Io lo paragono al lavoro, anche se per loro è una cosa sicuramente piacevole, leggera, però loro sono dei professionisti, girano l'Italia, non è uno scherzo, quindi, e in più devono anche andare a studiare, perché la cultura è importante e bisogna studiare. Sto sbagliando, Denisa? No, è vero, i ragazzi, infatti noi, allora, quando si parte, si arriva sempre il giorno prima, dov'è che facciamo la serata, come arriveremo il 30 a Seragius, e io dico sempre ragazzi, svagatevi il giorno prima, svagatevi 2 ore prima, ma quando si arriva in teatro cambia tutto. In teatro siamo lì, si fanno le prove, si fanno le cose seriamente, quando è finito tutto, dopo fate quello che volete. È uguale con la scuola,
perché al mio figliolo continuamente gli dico fai le serate, fai quelle, però a scuola quando deve essere quello, glielo dico tutti i giorni e non è facile, perché Certo. non è facile perché come gli impegni sono tanti. Tra l'altro questi ragazzi studiano anche comunque canto e musica da un maestro anche privato, quindi anche Certo. durante la settimana Certo. c'è la lezione di canto, chi c'ha il pallone, chi c'ha, insomma, ognuno c'ha le sue, Chiaro. quindi sono ritmi abbastanza pressanti, però vedo che i ragazzi rispondano bene, Certo. diciamo ce la fanno. Bene Denise, io mi ricordo che il nostro primo approccio è stato quello di conoscerci così telefonicamente, poi ci siamo visti, ecco, e tu mi raccontavi che sei un po' l'agenzia di questi ragazzi, cioè sei la manager, ecco, raccontami, ecco, come ti possono contattare se vogliono uno spettacolo in qualsiasi parte d'Italia oggi ci stanno vedendo, ecco. Ma senti, ascolta, su tutti i social, Facebook, Instagram, TikTok, comunque sia, c'è c'è anche la pagina Night Station che gestisce Maurizio e comunque c'è tutti i contatti, Però, quindi insomma chi è che però nello che specifico è insomma meglio che... interessa, basta un attimino contattare anche tramite social, ora ci sono i social, ci fa presto, Certo, ci capito? arriva Si subito. trovano un attimo. Tanto tu sei attentissima alle richieste, quindi qualunque Sì. persona ti voglia contattare, ti può contattare nella Sì. tua pagina Facebook sicuramente. Sì. Benissimo. Roby, qualche domanda a Denise oppure a Silvano oppure a Maria Sofia che sono rimasti con noi? Più che domanda è proprio esprimere la gioia di poterli avere qui da noi. Un po' ogni volta che si organizza qualcosa diventano proprio, uso un termine un pochino forte, li fagocito un po', no? Certo. Come le cellule, li prendo proprio miei e diventano un piccolo gioiello prezioso. Ecco, per me questo sono loro. È un gioiello preziosissimo da tenere, da custodire e io ringrazio Denise intanto e ringrazio prima Maurizio che ci ha messo in contatto, Denise, È vero. e poi ringrazio te per la fiducia che ci hai mostrato fin dal principio e poi per l'esclusiva che ci hai concesso. Io veramente voglio che questo tour parta da noi, nella nostra cittadina e che prosegua poi in Sardegna. Qualcuno mi ha già detto, ma verranno anche a Oristano? Anche a Verrà. me. Se verremo anche a Oristano, mi sono messa dentro perché come ho detto prima, fagocito il tutto, no? Certo. Ho detto verremo anche a Oristano, vediamo un pochino quali sono, e quindi mi farebbe veramente piacere che iniziasse questo percorso, anche perché i ragazzi meritano veramente tantissimo, sono bravissimi. Grazie. Quindi meritate Grazie. veramente. No, grazie a voi per amare così tanto l'arte, per metterci così tanto impegno. Non mollate, io sono una fanatica dell'arte, noi siamo una famiglia fanatica dell'arte, no? Quindi credo che attraverso l'arte si possa esprimere tanto, intanto l'anima delle persone che con altre cose difficilmente si può mostrare. L'arte invece ci consente di essere espressione della nostra anima. Quindi intendo arte in tutte le sue forme, chiaramente. Sì. Poi per quello vi auguro veramente un percorso ricco e pieno proprio di tante conquiste. Ve lo meritate. Benissimo. Grazie mille. Io, Maurizio, Vai, perdonami, certo. perdonami un secondo. Vai. Allora, volevo ringraziare Maurizio perché Maurizio ci aiuta tantissimo, perché comunque ci sta, insomma,
ha creato la pagina, pubblica, ci sta molto dietro per le interviste, per tutto, quindi io voglio ringraziare Maurizio. Grazie. Poi Roberta, perché noi praticamente ci siamo sentiti per telefono, quando Maurizio mi ha dato il contatto io ho chiamato subito Roberta e sinceramente parlava una sera per telefono, noi ci siamo presi subito, è incredibile, abbiamo fatto questa collaborazione come se ci si conoscesse da tantissimo tempo, in realtà era un'ora che si parlava al telefono e ci siamo conosciute proprio, diciamo, in quell'oretta. Devo dire che mi sono trovata benissimo subito con lei, con tutto il gruppo, perché poi noi abbiamo il gruppo anche su WhatsApp, insomma, con il regista, con tutti, insomma, collaboratori, tutti gentilissimi, ci scambiamo, insomma, le informazioni, quello che serve, e niente, volevo ringraziare anche loro, anche perché stanno organizzando veramente un bello spettacolo, tutto perfetto, tutto fatto nei minimi particolari, e quindi li ringrazio tantissimo. Grazie a te. E non vediamo l'ora di arrivare. Grazie a te. Anche se ho paura dell'aereo, non ci sono mai montata, ho paura dell'aereo, però non vediamo l'ora. Io col pensiero sarei già là, però ci ho montato sull'aereo. Ti aspettiamo. Sarà un volo bellissimo, anche perché è velocissimo, quindi Sì, tu sali speriamo. come decolla, parte su, una volta che si mette dritto l'aereo dice annunciano l'atterraggio, quindi speriamo. e guarda, c'è un carrello che va e viene con le bibite, non fa a tempo neanche a finire l'ultima mescita di bibita che già sta atterrando, quindi vai alla grande. Speriamo, dai. Bene, Denise, io ringrazio te, sono un po' l'ufficio stampa degli artisti, è questo che si sta creando involontariamente, perché io non sono un giornalista, ma sono un appassionato come voi di arte e di musica, però in effetti sono dei servizi giornalistici che poi alla fine si fanno, quelli di diffondere delle notizie importanti sull'arte e sulla musica. Quindi ringrazio te per avermi dato queste opportunità, di avervi conosciuto e soprattutto di aver conosciuto questi splendidi ragazzi. Ringrazio Roberta, ma non finirò mai di ringraziarla per tutto quello che fa l'Associazione Perosi anche per me, Alessandro, il marito, con Daniela, tutti, anche tutti i collaboratori, perché conoscerai, c'è un mondo che ruota attorno all'Associazione Perosi indescrivibile, veramente la corale, tutti gli amici, i colleghi, sono delle persone veramente in gamba. Infatti quando mi hai detto vorrei fare un qualcosa in qualche teatro, io ho detto stop, qua ci vuole Roberta. La prima cosa che ho pensato è questa. Vero. Grazie Maurizio. Grazie a voi. Io Grazie direi a te per tutto. che possiamo anche chiudere, se volete dire qualcos'altro, direi che possiamo anche chiudere la trasmissione, perché ci siamo detti. Invitiamo nuovamente. Sì. Invitiamo tutti a partecipare allo spettacolo, perché prima di tutto per l'evento di solidarietà che stiamo portando avanti, perché veramente merita, l'abbiamo detto tante volte durante la diretta. Un secondo motivo è per dar merito a questi ragazzi che si raggruppano qui in Sardegna, a Selargius, e arrivano da tutte le parti d'Italia, quindi insomma, con grande sacrificio. Sì. Vengono da noi per questa esibizione che diventerà un bellissimo spettacolo A sostegno della imperdibile, insomma. Benissimo. Io dico questo, ma adesso noi che abbiamo qui Maria Sofia Corona, che è una nostra conterranea, ma quanti verranno dei tuoi conoscenti che sono curiosi di vedere te, di vedere tutti i tuoi amici cantare? Speriamo molti. Esatto, speriamo tanti. Più sono meglio è. Invitiamoli subito, il più possibile. Invitali Maria Sofia. Sì. Condividete questa diretta, anche la registrazione nei prossimi giorni, per invitare le persone, perché poi dopo i posti non ci sono più, quindi prenotateli immediatamente.
Grazie, allora grazie a Silvano Fava, grazie a Maria Sofia Corona, Grazie a voi. grazie a Non tutti. mancate, No. E grazie a tutti, grazie a tutti i ragazzi, Ciao. grazie a Denise, Alessandro, a Roberta. Rimanete ancora un attimino collegati che io saluto la diretta e poi ci diamo i saluti finali noi. Bene, allora siamo stati qua questa sera, sono felicissimo di questa diretta perché stasera ci sarebbe dovuto essere la mia trasmissione Disco Notte, ma purtroppo per un motivo dell'alluvione che c'è stato il camper non è idoneo per poter andare nella sala prove e poter fare questa diretta, ma abbiamo compensato egregiamente con questa diretta con i ragazzi, con Denise, con Roberta, con Alessandro, quindi è stato meraviglioso poter raccontare questo evento che ci sarà. E quindi prenotate, condividete, iscrivetevi e fate girare questo. Mi raccomando, noi ci siamo. Buonanotte a tutti, ciao! Ciao! Buonanotte. Ciao! Mi raccomando, cliccate e comprate i biglietti. Ciao, 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 ciao. Ciao.